La pandemia, si sa, ha avuto tra i pochi riflessi positivi quello di stimolare alla lettura. La rete delle biblioteche vicentine chiude con numeri positivi il secondo anno, contraddistinto dalle difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria, come accessi limitati, servizi solo su prenotazione. E Vicenza si conferma la provincia del Veneto con il maggior numero di prestiti effettuati. Durante la pandemia ha letto di più. Beh sì, come un po' tutti penso. Che cosa ha letto? Allora, io sono affascinata da uno scrittore francese che si occupa di psicologia, perché è un po' il mio mondo, ecco. Fanno parte della rete delle biblioteche 106 biblioteche di 91 comuni vicentini. Contano oltre 205.000 utenti che sono in costante aumento. Nel 2021 ci sono stati 6.674 nuovi iscritti. Rispetto al 2020, nel 2021 sono stati presi a prestito il 17% di libri in più. Tra maschi e femmine non c'è dubbio, le grandi lettrici sono le donne, che rappresentano il 75% dei lettori. Quanto all'età, in vetta ci sono gli adulti tra i 36 e i 60 anni, al secondo posto gli over 60, dagli over agli under al terzo posto c'è la fascia 0-18 che paga l'impossibilità per i piccolissimi di andare in biblioteca a scegliere libri giocando. Avventura, romantici, un po' di tutto. Mi piacciono i romanzi, quelli belli, d'amore e tutto, però io preferisco il cartaceo. A me il suono della carta quando sfoglia, anche l'odore stesso del libro è tutta un'altra cosa. Resiste la voglia di tenere in mano un libro di carta, respirarne il profumo, sentire il rumore delle pagine mentre si sfogliano, ma il lockdown ha portato a un incremento anche della lettura digitale, sfiorando i 40.000 prestiti di ebook e superando le 200.000 consultazioni dell'edicola digitale. Io più che libro digitale ascolto tanto Audible, ascolto questa cosa qua, perché mi permette di ascoltare e allo stesso tempo lavorare. Quindi faccio già un lavoro che devo tanto controllare con gli occhi e la sera non mi piace leggere, però ascoltare mi piace tanto.